A oltre un anno e mezzo dall'avvio dei lavori per la riscrittura dello statuto resta ancora incerto il futuro della Fondazione Teatri delle Dolomiti. Da Feltre arriva una posizione chiara. Il Comune conferma l'intenzione di non rientrare nell'ente, segnando una distanza netta rispetto al progetto di rilancio. La dimostrazione cristallina è arrivata durante la conferenza di presentazione della riapertura del Teatro della Sena, il cui progetto culturale è affidato al Teatro Stabile del Veneto, mentre della gestione pratica se ne occuperà la società Rodigina Acqua, che già cura altri siti culturali di Feltre, dalla Galleria Rizzarda alle Torri. La scelta di Feltre pesa e come, considerando il ruolo tra i soci fondatori assieme a Comune, Provincia di Belluno e Fondazione Cari Verona, senza scordare la Regione Veneto. Fra il 2011 e il 2013 si sfilano in successione Fondazione Cari Verona, Provincia e Comune di Feltre, Regione Veneto. Ritrovare coesione oggi, anche con l'ingresso di altri partecipanti sostenitori, potrebbe incidere non poco sulle prospettive della Teatri delle Dolomiti. Laconico l'assessore regionale Dario Bond. Crede che possa essere ricostituito questa squadra in provincia di Belluno per andare avanti con un'unica voce sulla cultura? Sarebbe auspicabile questo, però le dico che non sono tanto pronto su questa materia. Dopo la fase commissariale, il nuovo statuto nel 2017 sancisce un unico socio, il Comune di Belluno, mentre a tutt'oggi di altri possibili partner non c'è l'ombra. Resta invece il sostegno economico della Fondazione Cari Verona, che continua a garantire il proprio contributo annuale e risorse sul progetto Culturlink, avviato dall'ex presidente Massimo Ferigutti e tuttora in un limbo, esattamente come la produzione di una stagione teatrale propria. La gestione attuale, guidata dalla presidente Michela Marrone, si limita all'ordinaria amministrazione, conti in ordine, ma nessun rilancio progettuale o strategico. Dal Comune di Belluno, l'assessore alla cultura Raffaella Damiano assicura che i lavori sono in corso, ma nei fatti tutto resta fermo. E mentre lo statuto, redatto da un professionista esterno, attende ancora una definizione condivisa, il rischio è che la Fondazione rimanga sospesa, attiva sulla carta, ma senza una direzione chiara per il futuro culturale del territorio.